Guarda come scende, sembra burro dal peggio, guarda, il miele della panera sicola, eccolo. E oggi onoriamo l'attore della tavola, che sarebbe l'olio extravergine d'oliva, con le nostre olive che ci accompagneranno, e un caciocavallo particolare dei Nebrodi, e una marmellatina al peperoncino, che il peperoncino con l'olio va a nozze. Vedi, vedi, vedi? E non senti i profumi. Che profumo ha questo? Di calendula, di sulla, di carne, pomodoro. È una variante importante che i ragazzi e le mamme dovrebbero farne scudo crociato per la loro vita e il loro futuro, perché nutrendosi di un cibo sano anche la mente e i neuroni ne funzionano meglio, insomma si agevolano, ecco, cercano di entrare in circuito nell'attività che la natura gli dà, gli regala, e non devono pagare niente, un gennello risparmio. Farà lei da test, prego, lavoro, buon lavoro, ecco, con le manine, che le manine fanno il test, prego signora. È una giornata speciale all'insegna dell'olio del territorio. Questo è particolarmente fruttato, un amaro forte e un piccante notevole. Facciamo la prova, la controprova al palato, perché poco fa l'avevo già assaggiato. Confermo, mi dispiace per chi non può gustare questa delizia. Cosa abbiamo qui? Mermellata di peperoncino. La gustiamo? La gustiamo con il formaggio, che è una cosa eccellente. Anche con la carne si può gustare. E poi queste olive come sono state preparate? Sistema storico in salamonia con l'alloro, l'aglio, il limone e il peperoncino, e la corona o di sedano, dove non c'è il finocchietto selvatico, o il finocchietto selvatico in grani, che dà un aroma particolare. C'è da popetetto a chi non l'ha, capito? Vediamo che Antonio. cosa ha fatto lo zio Mimmo qua, Signora, Facciamo un saluto a tutti gli amici di Bella Sicilia Onda TV, li salutiamo. Ciao! Ciao ciao, fateci sapere da dove ci state guardando. Ciao ciao.